Tutto pronto per la terza corsa, un confronto per gli allievi, Salchian Anziani a reclamare, 7 al via, 1 Eva Light, 2 Bacco Baciò, 3 Ele Lamborghini, 4 Crown Stecca, 5 Zodecar Very Nice, 6 Eva dei Greppi, 7 Don Tony Jet. Con molta cautela Eva dei Greppi, che parte in ultima posizione. Si parte con veloce Crown Stecca che prova a sopravanzare Bacco Baciò ma non ci riesce e così Bacco Baciò rientra all'avversario lungo la prima curva. Bacco al comando su Crown Stecca che cerca di sistemarsi in seconda posizione, prova a negargli la manovra a Zodecar Very Nice che però alla fine deve desistere e rimane in terza posizione. E così la fila indiana si è composta dopo 200 metri passati in 14,9. C'è stato forse un po' meno strappo del previsto. Bacco Baciò al comando, Crown Stecca subito in seconda posizione avanti a Zodecar Very Nice, poi Eva Light che precede le Lamborghini, quindi Don Tony Jet ed Eva dei Greppi. 31, i primi 400 metri di corsa, Bacco Baciò si mantiene in evidenza a buon ritmo, seconda posizione per Crown Stecca, poi Zodecar Very Nice, Eva Light, quindi e le Lamborghini, Don Tony Jet 45 e 6, primi 600 metri di corsa con il figlio di Leggendario che continua in avanti e va a completare il primo giro di corsa in 1 minuto e 5 decimi. Non lesina l'andatura, il battistrada che continua a scandire parziali regolari sul piede dell'1.15 e mezzo, porta a casa la piegata di sinistra in 15,4, 1.15,9 il chilometro, muove all'esterno Ele Lamborghini che si scopre dopo 1 chilometro, va all'esterno, raggiunge Zodecar Very Nice e cerca di portarsi sulla testa, va a fare la seconda pariglia Don Tony Jet, 14,8 davanti alle tribune, riaccelera Bacco Baciò, 1.37 3/4 di miglio, non vuol farsi arrivare vicino nessuno, Denise Trinca che prosegue a buon passo, 15,2 anche la curva di destra, via i tappi a Bacco Baciò per non farsi arrivare a destra Ele Lamborghini, in corda rimane Crown Stecca avanti a Zodecar Very Nice, poi Eva Light, Don Tony Jet sempre in seconda pariglia, la retroguardia rimane Eva dei Greppi, la retta di là passata in 14,9, 2 minuti e 8 decimi il miglio di gara con Bacco Baciò in vantaggio e le Lamborghini che lavora sul passo al suo esterno, in corda Crown Stecca che non sa dove andare, attenderà l'open stretch, poi Don Tony Jet, l'ingresso della dirittura d'arrivo con Bacco Baciò che la fronte in vantaggio e le Lamborghini al suo esterno, Crown Stecca che prova ad andare in open stretch, in vantaggio Bacco Baciò che respinge le Lamborghini che ritorna di dentro lo scatto di Crown Stecca che benedice l'open stretch, vince come vuole al secondo e Bacco Baciò per il terzo posto. Sono vicini Zodecar Very Nice e delle Lamborghini con probabilmente Zodecar che ha preso il terzo. Successo di Crown Stecca, Andrea Ferrara per il training di Daniele Quarnetti, colori della scuderia Quarnetti. In bocca l'open stretch e da fresco si impone nettamente sui rivali. Gli bastano 100 metri per ingambarsi e guadagnare una lunghezza e mezza di vantaggio su Bacco Baciò che è secondo, terzo Zodecar Very Nice, tutto il treno alla corda, 4, 2, 5, il probabile arrivo della terza.